Parole, soltanto parole, quelle che sente dal governo sull'autonomia. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ritorna sul discorso del Premier Conte, evidenziando la mancanza di una proposta alternativa a quella redatta dall'ex ministro agli affari regionali Erika Stefani. Beh, inutile dirlo, perché è un prerequisito per l'autonomia. Parlare di coesione, di unità d'Italia, di tutti i valori di solidarietà e sussidiarietà è il prerequisito. È come andare a comprare un'auto e pretendere che ti garantiscano che ha 4 ruote. Passiamo questa fase e invito il governo a fare quel salto di qualità che non ha mai fatto. Presenti nero su bianco il progetto di autonomia che il governo ritiene ideale, perché altrimenti questo dibattito si protrarrà per mesi. Ancora oggi discutiamo delle 23 materie del Veneto piuttosto che delle 15 dell'Emilia Romagna o delle 12 del Piemonte, ma nessuno ci sa dire in Italia quante materie vorrebbe il governo, perché non esiste un progetto del governo. Roma non ha mai scritto nulla. A me è bastata la partita dell'autonomia per capire che sta iniziando ancora un'ennesima presa in giro, cioè ricontinuare a dire che l'unità nazionale, la coesione, la solidarietà, che sono dei prerequisiti, è fondamentale dire che si fa l'autonomia solo se c'è questo. Si può fare un salto di qualità e cominciare a chiedere al governo se ha un progetto che lo presenti pubblicamente. Ho appreso che si darà vita a una banca per il Sud. Abbiamo un governo sostanzialmente rappresentato da tutti i ministri del Sud. Io spero che tutti si mettano una mano sulla coscienza e capire che dalle nostre parti produciamo PIL che mantiene l'Italia. Di questa è la spasmodica ricerca che tutti voi avete, di avere la notizia della piazza. La verità è un'altra, che i cittadini ci andranno da soli in piazza, perché a Roma non hanno capito che il tema dell'autonomia qui è un tema cogente, è un tema pregnante. Se ancora non hanno capito che per cui si mangia pane e autonomia, lo capiranno direttamente dai cittadini. Il ministro Boccia, ministro del Sud, ha detto che si metterà in contatto con lei per parlare di autonomia. È venuto? No, guarda, il mio telefono è sempre aperto, però il ministro Boccia, il Presidente del Consiglio, tutti quelli che parlano in continuazione del progetto del Veneto, dico, fate il vostro progetto, presentatelo ai cittadini così poi noi leggiamo e giudichiamo.